Si conclude il pomeriggio dall'Arcoveggio con una prova per cavalli anziani di categoria F, con un netto favorito in Rubacuori Alca, giocatissimo in chiusura. Tutti al recupero a raddoppio sull'allievo di Roberto Ruvolo. Si va in partenza l'1 Carisma, 2 Vaimo Blessed, 3 Argo Spritz, 4 Rubacuori Alca, 5 Zigzago P, 6 Victor Leo in seconda fila, 7 Brivido Rich, 8 Chocolat Show, 9 Abramo Petral, 10 Blackfire Horse. L'autostart inizia ad accelerare e si prepara a entrare in retta per lo stacco. Si ritrae Victor Leo dal 6. Partiti con veloce Rubacuori Alca che si porta a condurre su Vaimo Blessed, quale rimane secondo in corda avanti a Carisma, quindi all'esterno subito Zigzago P. Con in scia Chocolat Show, partita bene dalla seconda fila, terza pariglia al largo per Brivido Rich, il quale precede Argo Spritz. Alla retroguardia Blackfire Horse e Victor Leo che retrocede ultimo. 14,7 per i primi 200 metri di corsa da parte di Rubacuori Alca, che completa i 400 in 34. Il battistrada prosegue ad andare abbastanza tranquillo lungo la curva di sinistra. Allo scoperto Zigzago P non porta avanti il treno, si mantiene accanto a Carisma in terza posizione e così Rubacuori Alca si permette una frazione lenta sulla curva di sinistra e anche sotto alle tribune prosegue abbastanza agile battistrada. 1-1-6 per i primi 800 metri di corsa la mossa da parte di Brivido Rich, che sposta dalla terza pariglia, scavalca Zigzago P e cerca di portarsi allo scoperto quando siamo nei pressi del chilometro, che Rubacuori passa in 1.16.4 con una frazione in accelerazione in 14.8. Vaimo Blessed si mantiene secondo in corda avanti a Carisma. Brivido Rich prova l'avanzata esterna, quarto in corda è sempre Abramo Petral. Il battistrada ora allunga deciso, 14.2 la retta opposta alle tribune, prova la fuga da Vaimo Blessed, quindi Carisma e Brivido Rich all'apice della piegata conclusiva. Rubacuori Alca che mette in scena la fuga per la vittoria, guadagna 3 lunghezze di margine nei confronti di Vaimo Blessed. Dal largo sempre Brivido Rich, in corda c'è Carisma, la retta arrivo per Rubacuori Alca che ha rubato il tempo a tutti. Rubacuori Alca che nel finale vince come vuole, terza vittoria consecutiva per l'allievo di Roberto Ruvolo. Al secondo posto finisce Brivido Rich che contiene il ritorno interno di Carisma. 29 la chiusa, 1.14,5 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Rubacuori Alca a 13 anni. Ritrova una seconda giovinezza, forse anche terza giovinezza, figlio di Bouvetier d'Anu addirittura, genealogia veramente di una volta, successo però attualissimo. Rubacuori Alca, Roberto Ruvolo, in salchi Daniele Quarnetti, i colori della scuderia Starlight.